Temperature da record in questa settimana di avvicinamento a Ferragosto, ma i turisti che scelgono Bassano per una gita a mordi e fuggi come affrontano queste giornate di calura? Com'è fare attività sportiva con queste temperature? Calda, molto calda, però una bella soddisfazione, dai, siamo arrivati fino qua, bene. Da dove siete partiti? Levico. Quindi insomma una bella pedalata, ma con questo caldo adesso come ci si ristora? Andiamo a prendere una grappa e poi dopo torniamo dietro, hai capito? Così facciamo meglio. Ma si riesce insomma a godersi anche di questa passeggiata a Bassano nonostante queste temperature? Assolutamente sì, c'è anche una bella arietta fresca così, sarà il sudore ma si sta benissimo. Come si vince l'AFA? L'AFA si vince prima di tutto, secondo me, stando bene tappati in casa, non come me che vado a giro, anche se sono in ferie, quindi vengo dalla Toscana, e soprattutto bevendo molta acqua e appunto cercando di spostarsi il meno possibile nelle ore più calde del giorno. Sto andando a cambiare per il caldo. Da Brescia fino a Bassano, in una settimana davvero caldissima, come si vincono un po' le sofferenze di queste temperature così alte? Ci siamo bagnati alla fontana e ci si rinfresca un po' così, Abbiamo stando dentro all'ombra. l'acqua, cercando l'ombra appunto in questa giornata così calda e soleggiata. Com'è visitare Bassano con queste temperature? È bello perché è una bella città, però un po' stancante devo ammettere. Adesso probabilmente andremo a mangiare qualcosa per rinfrescarci. Si suda, però Bassano è sempre bella comunque. Questa calura di agosto come la si combatte? La si combatte, come si chiama? Mettendo di più arrivare il possibile. Perciò siamo venuti qua, sta a Bassano del Grappa, che sta bello fresco.